se pensiamo che il 51,7% dei padovani deve ancora andare in ferie. Di questo 51,7% circa la metà ha già prenotato le ferie di agosto o comunque dei primi di settembre, ma la metà aspetta l'occasione, aspetta l'opportunità, un last minute, e questo è emblematico di una disponibilità economica che leggermente si sta riducendo, ma chiaramente viene da lontano. Nel post-Covid abbiamo bruciato riserve economiche, con la crisi energetica, cioè con l'aumento dei costi energetici, abbiamo bruciato altre, come dire, riserve economiche, con l'innalzamento dei tassi della BCE e quindi l'aumento dei costi dei mutui abbiamo bruciato altre riserve economiche. Chiaramente non è che i propri risparmi sono infiniti, quindi oggi è il momento dove si pensa un pochettino a ripristinare quello, laddove mai si dovesse riuscire, quelle che erano le proprie riserve, e chiaramente qualche piccolo taglio viene fatto. Non parliamo di crisi, però non parliamo neanche di un momento florido. No, crisi assolutamente no. Se pensiamo che grosso modo tutti i padovani poi andranno in ferie, le aree preferite sono quelle balneari, le nostre aree balneari, per cui insomma di qualità e con dei costi oggettivamente normali. Il periodo è un periodo che non è assolutamente difficile, però che mostra una certa attenzione e oculatezza.